Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Boatto di Agrifondo Mutualistico Veneto e Friuli Venezia Giulia e questo è Esperti in Campo. Nella puntata di oggi siamo con Odino Bin, buongiorno Dino. Parliamo di una buona pratica agricola da applicare in vigneto che solitamente viene applicata in primavera e che oggi invece scopriamo può essere applicata anche in autunno. Qui con noi abbiamo la nostra pianta malata, in questo caso potrebbe essere flavescenza o maldellesca, non ci interessa, comunque una pianta che va eliminata e sostituita. Solitamente questa sostituzione di una pianta viene fatta a inizio stagione, quindi in primavera, però scopriamo che ci sono delle soluzioni anche che ci permettono di ridurre i tempi e anzi anche i costi indiretti, che sono quelli di far ricrescere la pianta magari dalla barbatella singola in quei 2-3 anni che ne conseguono per riportarla a produzione. Odino, parlaci un pochino più approfonditamente. Sì, partiamo da un problema grave che appunto tu hai nominato, si chiama flavescenza dorata, si chiama maldellesca. Sono due problematiche che stanno mettendo in discussione la nostra viticoltura. Allora, le soluzioni classiche della sostituzione delle piante partono dalla classica barbatella. La barbatella, come si vedrà nelle immagini, ha il problema che se non seguita con tanta attenzione e comunque anche in questi casi rischia di perdersi essendo all'ombra del vigneto. Una delle soluzioni innovative che stiamo presentando oggi e che già alcuni vivai si stanno attrezzando per predisporre è quella di preparare una barbatella del secondo anno, quindi cresciuta in vaso, e che ha già un'altezza di 2,5 metri, 3 metri a seconda dello sviluppo, con una pianta con un tralcio già lignificato che quindi non teme la competizione delle piante vicine esistenti e ha uno sviluppo sicuramente regolare. È una pianta che preferibilmente si mette a dimora in questo periodo in autunno. Durante la potatura potrà già essere messa a produzione. Qui siamo in un doppio capovolto, ma può essere anche in un silvo in cui si può tirare già il cordone fino alla distanza desiderata, ed è una pianta che già dal prossimo anno, volendo, può andare in produzione. Il rischio di perdersi è limitatissimo perché, come ripeto, non teme le lavorazioni, non teme gli eventuali diserbi che si possono fare nel sottofila, teme poco la siccità perché appunto la mettiamo in autunno e quindi ha buone possibilità di successo. Bene, ringraziamo Dino. Quindi, come avete capito, con questo tipo di soluzione potrete ridurre i costi indiretti, quindi non più dover andare a seguire la barbatella, ma la barbatella ve la portate già grande a casa. Ci sarà un costo probabilmente maggiore iniziale di spesa, ma questo costo sarà sicuramente ben ripagato da una pianta che già il prossimo anno, anche se in misura minore, ma potrebbe già dare un'integrazione al vostro reddito. Ecco, se posso aggiungere, volendo, se i numeri non sono altissimi, è una pianta che l'agricoltore e il viticoltore si può già fare anche in casa. Perfetto. Quindi vi ricordiamo invece a tutti i nostri soci di Agrifondo di continuare a seguirci e alla prossima puntata.